Buongiorno cari amici e benvenuti anche in questa super live e pillola anche per ringraziamento perché abbiamo raggiunto i 1500 iscritti sul tubo, 1500 persone che giornalmente, che più che meno, segue il vostro Marietto da circa un anno, perché questo sito è nato più o meno nel giugno dell'anno scorso, ma il Marietto ha iniziato a pubblicare con una certa regolarità nel 22 novembre, non del 2020, ma del 2019. Adesso siamo nel 2021, abbiamo raggiunto la soglia di 1500 iscritti, devo ringraziare il De Garda che mi ha sempre sostenuto, mi ha sempre dato dei consigli preziosi, mi ha incitato, mi ha dato delle istruzioni, io a lei e lei a me, chiaramente il tubo, chiaramente i gruppi social che mi hanno sempre dato la possibilità di elencare, Laura Ciuffini, Paola Chiarilli e tanti altri che hanno sempre sostenuto il Marietto, le sue idee, anche Milas che è stata ed è preziosissima in Telegram, ha sempre fatto in modo silenzioso, in modo discreto, in modo sempre generoso il suo lavoro senza mai ricevere nulla, eppure è sempre stata presente quando il Marietto Venziano o anche il De Garda avevano bisogno. Poi chiaramente voglio ringraziare voi che avete seguito, c'è chi fa sempre tante belle domande sul, sul canale YouTube oppure in Face. Poi, chiaro, l'evoluzione come sarà? L'evoluzione, i progetti sono ampliare e cercare nuove frontiere, cercare nuovi scopi, cercare nuove zone per far conoscere la radionica, la radiostesia e chiaramente anche i servizi professionali di diagramma differenziale che potete trovare nel sito capitano.altruista.org. I link sono sotto qui in descrizione. Però vi ricordo anche che il mese scorso, ad esempio nel sito capitano.altruista.org, abbiamo raggiunto in un mese la bellezza di 3250 o 3300 persone, con una media di circa 115 o 120 persone al giorno che andavano a scaricare puntualmente nel sito capitano.altruista.org i 20 ebook gratuiti di radionica e radiostesia, quadranti radiostesici e circuiti radionici, e poi anche di chiriologia, lettura della mano. Quindi in questo anno in cui hanno qualche giorno che realmente il Marietto è sceso in campo, ho avuto delle belle soddisfazioni, molte persone hanno scaricato, ormai hanno scaricato più o meno nel sito capitano.interviste.org 150.000 ebook, anche di più, ormai verso 149.000 ebook non li ho neanche più contati per il semplice fatto che ormai il Marietto veneziano diciamo che è una garanzia a livello radionico e quadranti radiostesici e circuiti radionici. E oggi sono contento perché ho visto per la prima volta i 1500 iscritti che mi sembravano all'inizio una cosa quasi incredibile da fare. Adesso il prossimo step saranno i 3000 iscritti. Chiaramente un grande aiuto me l'avete sempre dato voi, supportandomi, chiedendomi consulenze professionali, mettendo i like su Face, su Twitter, insomma, tutta quel ambaradan di persone che hanno seguito. Pensate che il canale Marietto come minimo ogni mese 650 ore, no, 650 ore guardano il Marietto, più o meno 1200, 1100, dai 1150 a 1200 persone uniche guardano il canale Marietto con più o meno 7000-7500 visualizzazioni ogni mese, è il minimo, no? Quindi il canale Marietto, sebbene sia di nicchia, non sia certamente per la, come si suol dire, un canale popolare a livello di messaggio, diciamo così, diciamo che ha il suo piccolo ritaglio, la sua piccola, come si dice, zona in cui può dire la sua. Sono contento di questo, sono contento anche che molti prendono i circuiti radionici e quadranti radiostesici e le usano, sono contento anche delle domande e sono contento anche perché il progetto è di ampliarsi, anche perché vedete abbiamo attivato anche le sibille al mercoledì il vostro Marietto con il Degare, ma in futuro ci sarà solo il Marietto al mercoledì sera, così alle 21 chiaramente, così da
fare in modo che anche questo canale possa crescere di più. In futuro poi ci saranno anche delle zone a pagamento nel canale YouTube di abbonamenti in cui chiaramente alle persone che saranno iscritte nel canale di Legale o Marietta Veneziana, indipendente, perché saremo sempre noi, ci saranno novità importanti. Poi un'altra cosa, Telegram, volevamo partire settembre scorso, purtroppo abbiamo avuto dei piccoli tentennamenti, cioè sono arrivati dei lavori importanti che si sono accavallati e quindi non è un cantiere morto, ma è un cantiere ancora che starà per rigermogliare. Bene, io penso di aver detto tutto, vi ringrazio sempre, vi ho sempre nel cuore, soprattutto anche quelli che continuano a fare domande sul tubo. Mi piace quando praticamente fate queste domande, ma anche i super like sono sempre ben accetti. Bene, grazie cari amici e ai prossimi 1500 iscritti.